In questa emergenza sicuramente le persone più deboli in questo momento sono gli anziani e abbiamo la fortuna, Taglio di Po, di avere un dottore professore, perché ha fatto molte pubblicazioni, quindi a questo titolo ha onor di merito e lo sottolineo, Nicola Veronese, che è geriatra e tra l'altro coordina 6 case di riposo, il coordinatore medico di 6 case di riposo nel Veneziano. Buongiorno Nicola, come stai? Buongiorno a tutti innanzitutto. Io sto molto bene, grazie mille. Ecco, l'abbiamo detto in premessa che la parte più debole in questo momento sono gli anziani. Prima di tutto, perché secondo te statisticamente questo? E in seconda battuta, cosa bisogna fare per prevenire che i nostri congiunti più cari, io ho una mamma anziana o una suocera anziana, quindi come aiutarli anche psicologicamente a superare questo momento? Grazie innanzitutto ovviamente delle domande. Ora, perché gli anziani? Soprattutto perché ovviamente sono i più fragili in termini medici, quindi hanno più malattie, sono, come si può dire, anche con malattie anche più severe e quindi più facilmente vanno incontro ad infezioni. Basti pensare all'influenza, appunto, ovviamente quando c'è l'epidemia di influenza, quella che conosciamo ogni anno, ovviamente gli anziani purtroppo sono quelli ad più alta mortalità, e questo è veramente noto da anni e anni, secoli, io direi quasi di letteratura. Ok? E per quanto riguarda invece la parte psicologica, ma è una parte diciamo molto importante secondo me, io posso raccontare l'esperienza che abbiamo appunto in casa di riposo, che secondo me è molto interessante. Già subito siamo partiti ovviamente, tra virgolette, chiudere le case di riposo o comunque, Leandro, a limitare il più possibile l'entrata delle persone proprio da fuori, perché potevano essere diciamo vettori dell'infezione in pratica. Quindi ci siamo attrezzati con le nuove tecnologie come i cellulari, i tablet, eccetera, proprio non solo per avere i parenti che possono quindi chiamare, ma anche vedere, cosa che soprattutto ad esempio nel paziente demente secondo me è veramente molto importante, caro. Dal tuo osservatorio, al di là di valutare se appunto i decessi sono per colpa del coronavirus, ma c'è un'incidenza più alta di decessi oppure più o meno siamo nella media? Allora, questa è un'ottima domanda innanzitutto. C'è da dire che la percezione, ecco, questa è la percezione proprio clinica che abbiamo, quindi che non è confortata da nessun dato, e questo lo voglio sottolineare, è che in pratica noi abbiamo avuto un cambio, ok, tra le malattie che di solito portano alla mortalità. Faccio l'esempio delle polmoniti nei pazienti dementi oppure degli infarti, delle malattie cardiovascolari, con questa nuova epidemia di coronavirus. Ecco, questa è un po' la sensazione. Poi dal punto di vista numerico dico che abbiamo visto per le case di riposo qualche morte in più. Non ti so però quantificare in maniera matematica di quanto, cioè tipo del 5%, del 50%, eccetera, perché comunque è una popolazione purtroppo ad alta mortalità, insomma. Sì, però ecco. Cioè, non è esponenziale dal tuo osservatorio questi decessi, cioè nel senso non è che da 10 in un periodo analogo e 1000 adesso. No, non c'è questa percezione, se proprio devo essere sincero, almeno per le case di riposo che coordino io o comunque quelle del Veneziano, ma fa conto, Leandro, che grazie ad un intervento che è stato molto preventivo, molto accurato e ahimè molto severo, noi in questo momento per fortuna non abbiamo casi nel distretto dove io lavoro all'interno delle case di riposo, quindi su 1200 circa pazienti residenti abbiamo 0 casi per ora e facciamo di tutto per mantenere a zero questa cosa, quindi uno sforzo immane comunque. Perfetto, io Nicola ti ringrazio anche per la disponibilità e in ogni caso so quanto è importante il vostro lavoro. Come ripeto, io ho anziani in casa, sia la mamma che la suocera, quindi ci fa piacere che persone competenti come te, che tra l'altro sei anche giovanissimo, abbiano a cuore anche questa parte della medicina. Grazie Nicola. Grazie a voi tutti, veramente grazie.